Allora sono con il capitano, mio capitano, il Leoncino di Germania, Leo di qui Giovanni. Leo, senti il 2-0 in 3 minuti, i tuoi primi due gol hanno aperto la strada a un 11-1 che sinceramente qui sul parquet del Palalido non si vedeva da un pezzo. Sì, diciamo che siamo partiti forte e sapevamo che era una partita fondamentale per noi perché venivamo da due sconfitte, però comunque sia con Viareggio qua in casa che anche il primo tempo a Monza abbiamo fatto due buone prestazioni, poi vabbè il secondo a Monza ci siamo un po' disuniti, però sì, sapevamo che oggi era fondamentale, quindi siamo partiti forte, avevamo le idee chiare fin da subito e è andata bene. Sì, c'è da dire che è stata una prestazione corale consistente, sono andati in gol un pochino tutti. Migliore della serata il Diablito Tiaghito qui che ci sorride e se ne va in spogliatoio. Diciamo 3 punti importanti servivano, danno morale e soprattutto danno un'idea di quella che può essere potenzialmente il cammino ancora di Valdagno. Sì, diciamo che appunto come ho detto questi 3 punti per noi ci danno un po' una boccata d'ossigeno, anche se appunto però comunque abbiamo sempre fatto buone partite. Sì, è importante che oggi abbiamo segnato tanti gol perché venivamo da due partite in cui creavamo tanto, ma dopo sotto porta sbagliavamo molto. E anche è importante che abbiano fatto gol tanti giocatori che così si sblocchino, prendono fiducia e l'importante comunque è che abbia vinto la squadra. Ecco, domenica c'è il Bassano, un buon viatico, sarà un derby durissimo. Sì, sappiamo che per Valdagno ma anche per Bassano questo derby è una partita molto bella da giocare, anche sicuramente da vedere, sono due squadre che giochiamo a viso aperto e loro vengono anche loro da un buon periodo, penso che abbiano vinto anche stasera e adesso riposiamo stasera, poi da domani pensiamo subito a Bassano che è una partita fondamentale soprattutto anche per i nostri tifosi che sono sicuro che verranno giù in tanti. Grazie al mio capitano, grazie a Leo, in bocca al lupo per il Valdagno. Grazie, Ciao, grazie a te, ciao. a presto.